I won't tell you the big history because every city have a big history. For me, this city is very important because I have living here, okay? And I want to your show the house of Maria and Pasquale, okay? Come with me. Is this the church here? Yeah, this is old church, mister. Ah, it's beautiful. Yeah, very beautiful. Thank you. This is the house of Maria and Pasquale. For me, it's very important because apartments of my family. I am the Asunta's great grandson. Very Oh. nice. Asuntas is a cousin of Maria. Yeah. This is what's the house. Yeah. For me, it's very, very important. In this city, for me, it's very important of old Peter. Yeah. Okay. I wanted to show the house of Dorina. Ah, the last time. habitant. Yeah. Oh yeah, Last oh yeah, habitant, yeah. Yeah, do you have a looking They at told book, me yeah? yes, yes. I Okay. see it. Okay, mister. Yeah. Dorina is a last habitant of Roshina. Yeah. And now in this place. How many years has Yeah, 100 years. Una sera, di tanto tempo fa, ero da solo in casa e la televisione trasmetteva un film italiano in bianco e nero. Guardavo quelle immagini e nella mia mente riaffioravano i ricordi. Io, mio fratello, mia sorella, mio padre, mia madre. Mi ritornavano in mente i sapori e i profumi della mia terra, quella terra bagnata di rugiada. Il sapore del latte appena munto e il cinguecchio degli uccelli che davano l'inizio a un nuovo giorno.
Tra le foto trovo un foglio ingiallito dal tempo, un racconto scritto da mia madre, i suoi ricordi di un trascorso contadino, la vita di quel paese che ci ha visti nascere, dove ha inizio la nostra storia. Tutto in mano Samarina. Io, un bambino di un piccolo paese di montagna, oggi un anziano signore che vive alla periferia di Brooklyn. Stiamo coperti. Dai, che una buona giornata, oggi al giusto sole, a tutti scaldando la sta meglio, già, fatichiamo più freddo, già. Sì, mi mette un po' di latte per tu. Maria, ce ne andiamo che Gian Nicolò già sta suonando il campano. Ehi, che non c'è.
Va bene poco fa. Ma bevo a me, passiamo, prego. Voglio, ci vogliamo muovere no? Casa da fatica, non beviamo a prima mattina. Questa è una giornata. Cioè ci muovazza tanto per non mettere manco piatto a tavola. Andiamo a faticare, eh. Tagliamo il ferro innanzitutto. Nate poche pazienza, piccere. Manca poco, Don Nico. Maria, a te che si dice? Domenico, che leggerisci? Sempre le stesse cose. Marito, la fatica, la casa, i figli. Maria, non ti preoccupare che tutto si risolve. Abbi fede. Speriamo bene, Don Nico. Andate in pace. Grazie. Buongiorno Alfonso. Buongiorno, Don Nico. Tutto bene? Tutto a posto, ascoltate. Facete un bicchiere di vino. No, grazie, ma ci abbiamo mai da chiesa. E che le acqua, che c'è un bello bicchiere di vino rosso. Ascoltate. Non posso rifiutare. Come vanno le cose, Alfonso? È tutto a posto. E questo è l'importante. Vedi come vanno. Se no dove lo appoggiamo questo vinello? Porto pure dei noci. Caffè, prima che lasciava qui. A fare ricordati che la morte del noce lo face cavallo. Io è. Ma che ne so io, faccio finire il fatto moglie. Ehi. E piglielo io. Don Nico, ma ti esce da scalza stamattina? Alfonso, ricordati che al mattino bisogna nutrire il corpo come si nutre l'anima. E poi la vuota, ci sta. È suo, vieni a casa. No, no, Maria, tenga caffè, c'è il marocco. Luci, tu? Prima venga a pigliare un bello caffè. Ci prima roba. Per noi ci prima roba, eh. Vabbè. Buongiorno, Maggio. Buongiorno. Mimmo, e muoviti a bevulla, se no si fa tardi a scuola. Queste creature mi fanno proprio pena.
Si vanno a scuola ma non hanno un futuro in questo paese. Non sabato, ma che ci andiamo in mezzo? Pensa a faticare. Volete bene? Tenite. Voglio, la picchiaia è una brutta cosa. Non Salvatore, ma qua vecchiaia, quello su tutto l'anno di fatica che avete fatto. Perciò Pasca, non va fino a me, lascia si terra e va a cercare fortuna. Tutto bene? Sì. Siete andati a scuola? No. Ah, lui non è venuto? No. Sei bugiardo? Ti hai messo un mancio di Samir. Aspetta, no tutta quanta a te ce n'erano poco pure a fare, aspettatelo là, poi mattito. Bravo, e mangiate per Samir. No, facete bravo. Mazzo che stai mangiando tutta quanta tu? Che dai ci c'era pure a frate da me. Bravo. Tu sei bravo. Sei un bravo giovanotto. Abbassa catena, la fresca fontana, non voglio sposare un giurente, voglio pigliare una giurlana. Abbassa catena, la fresca fontana. Tu sei? No. Che cucinato? Ripe patà.
Teretu, zuppari cicere. Maria, e tu? Io giù vicino a panno vuoto perché creature vanno pazzi. Buona giornata. Io ci rimanga troppo. Fatti buono. Chi le sulle poverelle si mangiano panno vuoto? Tu parla così, perché non tieni bocca da sfamare. Ma voglio sposare un cilindro, ma voglio pigliare una cilindana. Non me ne fotte che non tiene niente, basta che tiene la fresca fondana. Ma voglio sposare un cilindro, ma voglio pigliare una cilindana. Non me ne fotte che non tiene niente, basta che tiene la fresca fondana. Maria, che si dice? Donico, che si dice? Le solite cose, si dirà annanzi. Facciamo un'occasione che mi ha conciato. Vabbè, Donico. Ciao, Donico. Mimmo, Sì? fammi un piacere, vado da Donico a vedere una cosa. Sì, mamma. Andai io. Sì, no. Don Nico, dite a mamma che me ne ha qualcosa. Aspetta un attimo. Ci stai guardando una mela, eh? Mezzo, è un gesto. Mamma, questa l'ha mandato a Nicola. Grazie. Io vado a giocare. State accorta tu.
Dice di Levina, la nostra. Che non faiamo? Si può più qualcuno, a Marina. Vai là, guadagnano così i soldi, stanno buoni. Salvatore, ma hai capito che non tengo manco soldi per mettere un piatto a tavola? Stanno buoni, non ti preoccupare. Sai come ha fatto il conto, mettilo là. Guadagnato una cosa di soldi, mi ha fatto il biglietto per la famiglia e si è portato là. Salvatore, ma sai che faccio? Vado a casa e ne parlo con Maria. Pensaci, e lo consiglio. Babbo, muoviamoci a fare una bevuta, va? Marina, voglio ancora tornare. E se non un solo il motore. Per me che cucinare? Io del patà. E tu, Maria? Grazie a Don Nicola ci ha fatto una bella zuppa di cose. Marina, vuoi stare un po' d'acqua? Yes. Basta uno. Basta. Ci non sai. Basta. A fuoco, trovo che mi. E qua. Dobbiamo mettere io, oggi a parlare un momento con Don Nicola. Buonasera, Nico. Buonasera, oggi. Nico, volevo cercare un consiglio. Oggi ho parlato con Salvatore e mi ha detto che me ne potessi in America, che là posso mettere a posto la famiglia mia, mi posso mettere a posto io. Ma che ne pensate? Certo che ha pensato non è male. Che lei in America con due futuri figli tuoi possono studiare. E pensandoci bene, là c'è un amico di vecchia data. Ma ci manda una lettera, lo scrive, capace di trovare un posto di farina, una casarella. Nico, scusate, ma io non tengo neanche soldi per mangiare. Ma come mi faccio sul biglietto per vapore? E non ti preoccupare, Pasquale, Dio vede il problema. Significa che te li darò io. E quando tu ne mi dai una volta. Grazie assai. Buona serata. Buona serata, Nico. Ci ha pigliati all'ultimo, Giumino. Sì, ma allora teniamo almeno 3 punti. 4 punti. Guarda, Catta tu camo 4 Sì, ma la primera è 9. Ciao Maria. Pasquale, ma che stai dicendo? Dici qualcosa? Ma no Maria, sai che è? Stiamo faticando in da terra. E come a tutti io non ci mettiamo, ma a Salvatore non ho fatto la vecchiaia. Solo che sta a un certo punto, ma guardate e mi fa, voglio non fa fino a mica mangiare tutto così in da vecchiaia. Fa come hanno potuto, che si è pigliato un vapore e se ne chiude in America. Poi, ciao papà. Maria, ci pensi che bella cosa, restiamo a venire creatura. Pasquale, ma ti rendi conto che non ti manchi i soldi per mangiare? Sì Maria, ma prima di tornare a casa, oggi incontrato a Don Nicola vicino alla fontana. Ci abbiamo messo a parlare e mi ha fatto capire che mi può dare una mano per chi in America. Io vado là, faccio una cosa sorta. Una parte ci allunga essa e con l'altra parte vi faccio un biglietto e ve ne venite con me. Pasquale, ma sai quanto tempo ci vuole per fare tutte queste cose?
Mari, non ti preoccupare. Dai, fatica notte più. Elia, come ogni anno, anche quest'anno, ci sarà la processione per andare in Coppa Gruppi di Santo Lucio. E tu mi fai un favore. Dimmi, Don Nico. E ritengono loro da sta coscia esagerata. Può stare all'età secondo me. Don Nico, l'età. Sarà una freddezza. E lì, mo è freddezza. Poi l'età, il la notte non posso accompagnare. Tu mi dici, fedele, lo vestito a festa. Andiamo in Coppa Gruppi di Santo Lucio e festeggiamo. Don Nico, la gente non si diverte se non ci stai tu. Ti preparano un sacco di roba, affrettata con gli asparagi, casacavalli, capocuori, luce, lucelli, un vino nuovo che faccio io. Che fanno uovo mangiare? E via, tu non ti preoccupare, io mi organizzo fuori la carne di fasanera, con chi là che già fanno assai di mangiatori, gli anziani del paese. Ci mettiamo là e ci mangiamo pure noi, la frittata, o casacavallo, la sapressata, il luce, il lucello e ci beviamo pure un bicchierino. Don Nico, e con la benedizione come facevi? Elia, non ti preoccupare, io mi seguo con lo Spirito Santo. Ieri sera, quando stavo cucinando e preso di pescare, mi sono girato, se ne pescare, ma che è questo pizzarino? Mi riesce qualcosa. Che mi dice che mentre stavo in campagna, parlando con Salvatore, e ho detto, ma dice, ma che ci fai qua? Perché non te ne vai in America? E io ho pensato che fosse una cosa buona. Però io ci ho detto, pescare, ma tu sai che non ti manchi i soldi per mangiare? E mi ha detto, non ti preoccupare, che mi aiuta Don Nicola a mi fare un biglietto e a mi fare partire. E io ci continuato a dire che comunque passeranno un paio d'anni per queste cose. 2 anni volano e dai la possibilità ai figli tuoi di cambiare vita e cambi vita pure tu. Ci capite, Lucia, ma io il paese non lo voglio lasciare. Un proprio sacrificio c'è da fare. Se tu te ne vai all'America, se stai 8-10 anni, ti fai una bella cosa di soldi, tu da qua tu non li vedi e l'America continua a fare qua. Speriamo buono, Lucia. No Maria, io considero che managgio partire per America senza voi. Ma sti mio cuore. Vabbè, devo provare la colazione.
E chi è che sto? Va bene un poco, va. Che è successo? Qualcosa? Pascasso. Poi adesso. Che è successo? Assieme. Oggi visto Lucio appicciato. È venuto a vedere che è successo. No, adesso. Erika non riusciva a dormire. Ma perché che è stato? Sto pensando che oggi è America. E ha già lasciato sulla Maria e creatura. Ha già partito. Per cercare di c'erano futura a essi piccirilla. Ma passeranno almeno 2 anni prima che mi posso portare là. Pasca, non ti preoccupare, ci pensiamo noi a loro. Mari, e che ci fai a questo ancora in da chiesa? Don Nico, sto pregando la Maronna. Che ci aiuta a me e i figli miei quando ci andiamo in America. Mari, ma sta tranquillo. La Maronna sta con te e con la famiglia tua. Non ti preoccupare. In America puoi dare solo un futuro brillante ai tuoi figli e a tuo marito. Però mi dispiace lasciare il paese. Il paese deve portare in tuo cuore. Va a cucinare a Pasquale e i figli tuoi. Oh, Raffo! Don Nico, buongiorno. Ciao Lucia. Don Nico, io sono venuta qua perché vi raccontare una cosa. Voi sapete che appena vita ho messo qualche soldo da parte perché pensavo al futuro di un figlio. Don Nico, sono così emozionata che mi viene da chiamare.
figlio non ne sono arrivato. Luci, tu hai fatto tanto per questo paese. E un poco sono pure pochi figli tuoi, i figli di tutti quanti. Non dico, un figlio proprio e proprio. Però non è mamma solo chi li fa i figli, ma pure chi dà una mano a qualcuno a crescere. Io ho pensato, per dare sfogo a sta fama mia d'amore, di aiutare un pochino queste creature di marito. Ci vuole essere una cosa di soldi, una buona somma di soldi. Però lo devo fare senza che lei ne sappia niente. Perché essa si mette pure il cuore se qualcuno ci dà qualcosa. Lo so, lo so. Il paese è piccolo, Don Nico, la gente subito mette un naso dappertutto e nessuno si fa i fatti suoi. Allora io questi soldi li voglio far passare tramite a te, Don Nico. Luci, sei stata sempre una grande donna. Hai fatto tanto per i bambini di questo paese. La Maronna Torrelli. Don Nico, questo è quello che sento di fare in questo momento. Però è una cosa che deve stare tra me e te, Don Nico. Basta, ora vai a America e sta fa che tu scordi di noi. Salvatore, ma che stai dicendo? Ma come? Mi scordi voi? Beh, hai saputo, Uè, Luci, Maria, come stai? buona, e tu? Tutti dannato. Sono venuta per accattare io biscottini per tu. E vieni, tratti. Dai, un biscottino a te. Non a te. Aspetta che questo lo porta Giovanni, aspetta. Buonasera, Nico. Mi fai squadrare, sa siete? Sei stanco? E quello è il caldo, è il lavoro. Bravo Pasquale, mi trovo una bella cosa. Fatti un bello bicchiere di limonata. C'era una bella notizia. Il mio amico di Brooklyn mi ha risposto. Lì ci sta una famiglia del Cilento che hanno un piccolo negozio di import e export e tu vai a faticare con loro. Nel frattempo dovevi arrangiarti in una piccola casa, sempre di questa famiglia. Pasqua, stiamo facendo tutto questo per dare un futuro ai tuoi figli, a te e a tua moglie. Grazie, Nico. Pasqua, ci sta un'altra notizia ancora più bella. Rigida. Rimani in attimo di biglietti. Il biglietto. Pasqua, il biglietto, perché parte di una famiglia di Luci. Madonna. Lo ringrazio, papà, mi sa di creatura. No, grazie. Ma c'è da parte di mangiare notizie.
saputo che mi arriva in America? E come non l'ha già saputo, lo stanno tutti quanti in tuo paese. E che pensi sta cosa? E che ha già pensato? O sei buona quella che pensa che la morte fanno? Se non ero per Don Nicola, ma anche i soldi per più porta tenevano. Lucino poco sono contenta, almeno si salva una famiglia. Serafì, e se salva famiglia ha sbagliato. Mangialo che Oscar. Non già fatti io. No, già fatti. Ah, stava gustando io. Stava gustando io. Tony, ti voglio ringraziare per la mano che mi hai dato ad aiutare una famiglia del paese. Non c'è bisogno, Nico. È vero che siamo una piccola comunità, però in questi casi diventiamo una sola famiglia. Alla salute, Nico. A salute di voglio. Che ne dici, Nico? Quest'anno è venuto un po' sciacquarello vicino. Stava annata un po' piovosa, Nico. Avete ragione. Vieni a casa, vieni qua, vieni qua, vieni qua, dammi un bacione, Mari, mi raccomando, il creatura. E scrivimi. Mezzo. Che siamo la luce. Grazie di questo. Mi raccomando, ma quest'anno qua state attenti a una città diversa del nostro paese. Nella città ci stanno i lupi. È tornato a presto, perché il paese nostro va aspetta sempre. Pasquale, finalmente vedo avverare i vostri sogni. Grazie, Sono qua per salutarvi di persona e porto i saluti della cittadinanza. Grazie a te. E vi auguro un buon viaggio. E soprattutto mi raccomando, non dimenticate Roscigno. Mai. Un bacione. Hai visto, Serafì?
Alla fine ce l'hanno fatta a partire. Luci, vabbè, almeno loro vanno a fare fortuna. Vanno a fare fortuna e crea fortuna. Che ne sanno loro la fortuna? Ma perché a te ti pare giusto che noi stiamo qua e loro sono partiti? Non ti preoccupare, Lucia, la fortuna arriva pure per lui. Devo sentire manca a te oggi, va? Thank you.